Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Siamo al secondo incontro sugli scavi archeologici in Piazza San Marco. Siamo, come avete visto dal titolo, verso la conclusione e quindi siamo molto curiosi di sentire cosa ci dicono le dottoresse Sara Bini della Soprintendenza e la dottoressa Cinzia Rampazzo di Semper SRL su quello che è accaduto dallo scorso incontro che abbiamo fatto l'anno passato rispetto ad oggi. Devo dire che questi incontri sono appassionanti, l'archeologia è un lavoro appassionante, ma devo dire andare a vedere quello che c'è sotto la nostra Piazza San Marco, che noi, come dire, iconograficamente immaginiamo sempre uguale a se stessa e che invece aveva un assetto e dei monumenti molto diversi da quelli attuali, è veramente un'avventura. E per cui dopo, diciamo, il successo dello scorso incontro abbiamo chiesto alle dottoresse di ritornare. La dottoressa Rampazzo l'altra volta era malata, fortunatamente questa volta c'è, di ritornare a raccontarci quello che è accaduto nel frattempo e anche di farci conoscere come poi tutto questo materiale o tutti questi studi possano rimanere, perché voi sapete che, voglio dire, i busi verranno chiusi e quindi cosa ne sarà di tutto il materiale, le conoscenze che si sono acquisite durante questi scavi. E lascio la parola a Setrak Tokazian, che è il neopresidente dell'associazione Piazza San Marco ed è alla prima uscita pubblica, per cui lo salutiamo con molto piacere. Grazie mille, dottoressa Macaraggio. Scusate, ma sono proprio oggi afono completo. Intanto vi ringrazio. Io sono stato eletto una settimana fa presidente dell'associazione Piazza San Marco. Ovviamente siamo direttamente interessati a tutti questi lavori che stanno facendo in Piazza San Marco. Mi fa molto piacere e mi onora molto farmi la prima uscita ufficiale da presidente dell'associazione all'Ateneo Veneto. Dunque vi ringrazio, era solamente un saluto, vi ringrazio molto e sono molto curioso e sarò attento a queste nuove scoperte che ci illustreranno le dottoresse. Grazie e buona serata a tutti. Eccoci, grazie mille per l'invito, per questa nuova opportunità di raccontare i nostri lavori, che per noi è fondamentale, per me come soprintendenza, perché come dico sempre, questi lavori sì, ci danno dei dati fondamentali per conoscere l'archeologia, la storia di un posto, di un sito, di un luogo, ma se questi dati che noi recuperiamo non vengono divulgati a più livelli di pubblico, sia ai professionisti, sia agli accademici, ma anche ai veneziani in questo caso, sono completamente inutili, ce li raccontiamo tra di noi, ce li racconteremo tra di noi e rimarrebbero lì senza che nessuno li conoscesse. Quindi per noi sono veramente occasioni di potervi raccontare in itinere quello che avviene, e anche che così voi stessi, venendo in Piazza San Marco, potete conoscere e sapere quello che avviene quando vedete i nostri colleghi in scavo. Siamo effettivamente verso la conclusione. Noi divideremo la presentazione in due parti, dato che appunto questa volta c'è anche la dottoressa Rampazzo che coordina gli scavi sul campo. Io farò un'introduzione, ci saranno alcune cose magari che avrete già sentito l'altra volta, però mi pareva comunque opportuno ripeterle perché magari qualcuno non c'era. E poi ci sarà la dottoressa Rampazzo che vi parlerà in maniera specifica
un po' anche dei rinvenimenti fatti l'anno scorso, quelli che un po' conosciamo e che vi avevo già raccontato, ma anche degli ultimi nuovi appunto di quest'anno, degli ultimi mesi. E poi un'ultima parte che farò sempre io, che vi racconterò appunto quello che succederà dopo, perché appunto ormai manca poco alla conclusione, e quindi quello che succederà e che faremo dopo la conclusione appunto dello scavo archeologico. Ah sì, mi sono dimenticata. Allora, come sappiamo, questi scavi sono stati fatti in occasione di altri lavori, ovvero quelli di sistemazione della piazza e di recupero della piazza per proteggerla dalle acque alte, perché ormai appunto questo purtroppo è un paesaggio che di Piazza San Marco conosciamo molto bene e bisognava affrontarlo. In particolare questo lotto di intervento prevedeva il restauro della pavimentazione, in alcuni punti molto degradata appunto a causa anche delle acque, e che quindi doveva essere restaurata. Ricordiamoci, mi fa piacere ricordare in questa sede, visto che comunque è una notizia che non è così ovvia, diciamo, che Piazza San Marco è un monumento, un complesso monumentale tutelato, vincolato, si dice magari con questa brutta terminologia ormai obsoleta, ma è, diciamolo meglio, dichiarato di interesse culturale, sia da un punto di vista architettonico ma anche da un punto di vista archeologico. Proprio l'area marciana è tutelata. Cosa vuol dire questo? Che tutto quello che compone Piazza San Marco da un punto di vista archeologico e monumentale deve essere preservato così com'è. Vi dico questo perché quando si è parlato delle pavimentazioni, molti di noi si sono emozionati nel vedere questa pavimentazione in cotto che appunto veniva riscoperta durante gli scavi, e molti si sono chiesti e hanno chiesto e ci hanno chiesto anche come soprintendenza se era possibile tenerne una parte scoperta. Appunto questo non si può fare sia per motivi manutentivi, che su Venezia potete pensare cosa può voler dire mettere una lastra di vetro sulla pavimentazione e tutto quello che ne consegue, ma proprio perché la piazza è vincolata. Noi la Piazza San Marco è come se l'avessimo congelata al 500 e quindi come tale deve rimanere. Però questo non è un problema, perché con le tecniche che ci sono adesso, e ne parleremo soprattutto nella parte finale di questo incontro, noi abbiamo la possibilità, con la documentazione che stiamo recuperando, di ricostruire tutto quello che troviamo, e quindi questo ci permetterà, se riusciamo, appunto poi ve ne parleremo in modo approfondito più tardi, di recuperare questa pavimentazione come se effettivamente non fosse mai stata coperta. E quindi questa pavimentazione, appunto, essendo degradata ma essendo anche tutelata, aveva bisogno di essere consolidata e restaurata, e questa è stata l'opportunità appunto di intervenire nei cantieri del Comune di Venezia per il restauro della pavimentazione, con un finanziamento del Ministero della Cultura, anzi più finanziamenti del Ministero della Cultura per approfondimenti archeologici. Cosa vuol dire? Che i colleghi del Comune intervengono dove devono intervenire, quindi sulla pavimentazione. Questa pavimentazione ovviamente non può essere tolta in tutta la piazza, ormai li conosciamo, ci sono dei mini cantieri che hanno viaggiato in questi anni per la piazza. Questi mini cantieri hanno previsto appunto il sollevamento dei masegni che dovevano essere restaurati. Questo restauro dura circa una settimana, in cui devono essere puliti, consolidati, e in quella settimana in cui di fatto la pavimentazione rimane scoperta, noi abbiamo la possibilità di intervenire con lo scavo archeologico, quindi andando in profondità. Non poteva quindi ovviamente essere un lavoro pagato dal Comune, perché erano approfondimenti archeologici propri del Ministero della Cultura in questo caso, quindi finanziamenti sono stati chiesti al Ministero stesso, però in collaborazione con il cantiere del Comune, anche per una questione logistica di coordinamento con loro. Quindi in questa planimetria vediamo le aree effettivamente dove il Comune aveva deciso di intervenire per sistemare la pavimentazione. Noi ovviamente non siamo andati a scavare in tutte le aree, abbiamo fatto uno studio preliminare. Ecco, questa appunto è una foto del mini cantiere in cui vediamo appunto i masegni che vengono tolti e la pavimentazione che rimane scoperta. Vi dicevo,
il Ministero della Cultura è intervenuto con dei finanziamenti propri, con quella che si chiama programmazione triennale dei lavori pubblici che ogni pubblica amministrazione ogni anno deve compilare. Il primo finanziamento, perché comunque essendo lavori pubblici a me fa piacere far sapere come abbiamo speso i nostri e i vostri soldi, i soldi di tutti, e anche con le cifre. Il primo finanziamento, col fatto che era un lavoro ancora prodromico, quello del comune, ancora non sapevamo bene quando avremmo iniziato, abbiamo iniziato con una cifra abbastanza bassa, perché anche a me in generale non piace chiedere soldi a caso. Ho cercato di fare un minimo di conto rispetto a quello che pensavo avrei fatto quell'anno, perché per noi della pubblica amministrazione è anche importante spendere i soldi entro l'anno in cui ci vengono dati. E quindi questo primo finanziamento in realtà era un finanziamento abbastanza basso. Il secondo finanziamento, visti anche i primi risultati, è stato molto più consistente ed è il finanziamento che di fatto sta finendo adesso, quindi molto prima in realtà del 2026, perché i cantieri che, come vi dicevo, noi seguiamo i cantieri del comune, sono andati avanti in maniera molto regolare e soprattutto le scoperte che poi ci racconterà la dottoressa Rampazzo hanno portato anche a un numero anche di operatori sul campo maggiore rispetto a quello che magari avevamo preventivato prima. E poi c'è un terzo finanziamento che probabilmente non sarà l'ultimo, ma vediamo quello che appunto ci rimarrà, che in realtà qua c'è un errore, perché inizialmente io avevo chiesto 80.000 euro, ma sono riuscita a fare una rimodulazione e in realtà ne sono arrivati 100.000. 110.000 anzi, quindi abbiamo un altro gruzzoletto che ci permetterà, spero, di concludere la maggior parte, sicuramente lo scavo, ma anche quello che verrà dopo. Qua i nomi di chi ha partecipato a tutto questo lavoro. Io come appunto per la soprintendenza come responsabile unica di progetto, direzione dei lavori e progettazione, e la ditta esecutrice che è appunto la Semper SRL di Padova, di cui la dottoressa Cinzia Rampazzo è la coordinatrice, e poi tutti i nostri colleghi archeologi che chi più chi meno si sono avvicendati sugli scavi. Con questi soldi abbiamo fatto lo scavo, è vero, ma abbiamo fatto anche altre attività. Per esempio abbiamo visto che scavare in piazza San Marco è una cosa più unica che rara, abbiamo pensato che potesse essere utile fare dei video anche degli scavi, quindi abbiamo dato anche un incarico alla ditta Kublai che si occupa proprio di audio-video per fare dei video che potessero essere di repertorio e tenere in archivio. Una volta le soprintendenze avevano i fotografi proprio in organico, adesso purtroppo non ci sono più. Abbiamo dei bellissimi archivi noi di video, di scavi fatti negli anni 80, anni 90, anni 70, e che è un archivio preziosissimo e che purtroppo adesso, se non pensiamo a soluzioni di questo tipo, non potremo più avere. Poi c'è una bellissima collaborazione con l'Archivio di Stato di Venezia, perché lo studio della documentazione pregressa è importantissima per poter collegare quello che noi troviamo adesso con quello che magari è stato trovato in passato, e anche per capire come in passato quello che magari anche noi abbiamo intercettato è stato poi interpretato, e quindi riuscire assieme ai nostri colleghi del passato a capire meglio come interpretare i reperti, le strutture che rinveniamo. Però questo deve essere fatto studiando la documentazione d'archivio. In particolare abbiamo un bellissimo progetto di sistemazione del fondo del genio civile, quindi di quell'ente che esisteva prima delle soprintendenze. Noi abbiamo il nostro archivio che parte da un certo punto in poi e che ovviamente possiamo consultare, ma tutto quello successo nell'Ottocento, quando le soprintendenze ancora non c'erano, c'era il genio civile che gestiva in parte questi lavori, non lo conosciamo. Quindi grazie a questa collaborazione con l'Archivio di Stato potremmo, come dicono loro, descrivere questi fondi e speriamo recuperare informazioni ancora più preziose, perché appunto sono completamente inedite, di questi lavori fatti durante il XIX secolo, che ricordiamoci è un secolo molto importante per Venezia, perché vengono fatti tutti i lavori infrastrutturali, fognature, rete elettrica, quindi pensate a quanti lavori di scavo vengono eseguiti. Importantissima anche la comunicazione e la valorizzazione dei risultati, che in parte poi verrà confluita nella pubblicazione di tutti questi scavi di cui parleremo.
Ma tutto questo, appunto, lo scavo non si limita solo allo scavo, c'è anche un post scavo che richiede l'inventariazione dei reperti, ovvero l'immissione dei reperti che troviamo, anche se sono molto pochi, nel patrimonio dello Stato, e le analisi archeometriche che ci potranno fornire informazioni speriamo sulla datazione di alcune strutture che ancora adesso non riusciamo bene ad inquadrare. Quindi, come vi dicevo, un dato importantissimo è quello che succede prima di uno scavo, cioè lo studio di quello che è stato fatto precedentemente. Alcune cose appunto non le conosciamo, sono ancora inedite, come vi dicevo appunto questo fondo del genio civile, però sappiamo che in realtà i nostri scavi non sono i primi scavi fatti in piazza San Marco, ma erano già stati fatti scavi molto simili da Federico Berchet e Giacomo Boni tra il 1885 e il 1889 per lo stesso identico motivo nostro. Dovevano rifare la pavimentazione e all'epoca appunto i nostri colleghi del passato hanno detto approfittiamo, facciamo gli scavi archeologici. Ovviamente non avevano le tecniche che abbiamo noi adesso, infatti noi alcuni dati oggi li stiamo recuperando anche dai dati già rinvenuti da Berchet, ma possiamo interpretarli in altro modo, anche solo le analisi archeometriche, ovviamente, che vuol dire carbonio 14, vuol dire infrarosso, ovviamente all'epoca non le avevano e soprattutto non avevano il metodo stratigrafico che proprio Giacomo Boni ha introdotto in Italia come metodo applicato all'archeologia e che è ancora il metodo che noi oggi utilizziamo per indagare gli strati strato per strato e capire la loro cronologia. Lui, da veneziano, l'ha proprio applicato la prima volta a Venezia nello studio delle fondamenta del campanile. E quindi ci sono stati tanti lavori nel 1800 fatti da questi nostri due colleghi del passato che ci hanno fornito questa planimetria che per noi è stata importantissima per sovrapporre, e le foto anche che ci hanno lasciato, per sovrapporre la planimetria che vi ho fatto vedere prima dei mini cantieri per capire dove potevamo andare a scavare. Questi ad esempio sono i resti che Berchet ha trovato del Rio Batario, che era questo rio che di fatto tagliava in due più o meno la piazza, quasi più o meno all'altezza tra l'Avena e l'Aurora andava, no? Trasversalmente tagliava in due la piazza. Questo rio poi a un certo punto venne tombato per creare lo spazio aperto che poi tutti noi conosciamo. Quindi di questa piazza San Marco prima del 500, quindi prima del momento in cui vi dicevo è stato congelato poi, no, la storia di questa, la storia monumentale di questa piazza, che è quella che ha decretato anche il vincolo, avevamo pochi dati su cos'era prima del 500 e molte ipotesi. Qua io propongo l'ultima perché è l'ultima ricostruzione di un libro edito dal professor Gellichi e dal professor Gaspari nel 2024, proprio quindi freschissimo, che propone, diciamo, l'ultima ricostruzione di quella che poteva essere la piazza. Allora, questa ricostruzione io la propongo perché è fatta appunto su questo che è l'ultimo libro, si chiama Venezia, le isole del rifugio, basata in realtà non su dati oggettivi ma su confronti. Le capanne di legno nel Medioevo effettivamente c'erano, effettivamente c'era qualcosa di precedente a Piazza San Marco, si parla di questa San Geminiano che doveva essere effettivamente più o meno in mezzo alla piazza, però quando questa ricostruzione venne fatta tutti i dati che noi abbiamo recuperato ancora non c'erano, quindi appunto è una ricostruzione effettuata sulla base di ipotesi di confronto con quello che era l'Alto Medioevo in altre zone dell'arco adriatico. Quindi appunto noi abbiamo questa planimetria di Berchet che per noi è stata la linea guida per poter posizionare sopra appunto la pianta dei mini cantieri e poter capire dove andare a scavare, perché noi infatti non abbiamo, come vi dicevo, non abbiamo fatto saggi su ogni saggio, su ogni mini cantiere, abbiamo scelto dove secondo noi era più importante e più interessante approfondirsi, sulla base anche di quello che Berchet ci ha lasciato. Quindi a questo punto cosa c'è di nuovo? Non ve lo dico io, passo la parola alla dottoressa Rampazzo. Scegli che tanto devo... Buonasera a tutti, vi ringrazio. Ecco, mi sentite?
Buonasera a tutti, ringrazio anch'io tantissimo per l'invito e mi scuso per essere mancata a dicembre, se non ricordo male, ma appunto sono state impossibilitate in quell'occasione, quindi sono molto felice di essere qui. E ringrazio anche la città di Venezia, perché diciamo che in questi 2 anni in cui stiamo scavando in piazza siamo stati ben accolti dalla piazza e ci sentiamo parte della piazza in questo istante, anche perché abbiamo trovato tante cose che restituiscono una bella storia alla città, io credo, e spero adesso sinteticamente di presentarvela. Scusate, aspetta che questo l'ho stoccato. Allora, appunto, i nostri cantieri, se vedete ci sono queste linee rosse ogni tanto all'interno dello schema appena fatto vedere dalla collega, ci sono queste linee rosse che sono i nostri 24 saggi. Attualmente abbiamo fatto 24 saggi, ne abbiamo ancora in previsione altri 3 per chiudere tutto questo lavoro. Come detto, non è stato possibile farlo ovunque perché ovviamente ci si è dovuti rapportare al finanziamento che abbiamo, ma sono stati molto molto utili e hanno dato ricchissimi risultati. La nostra linea guida, appunto, la pianta di Federico Berchet, che come vedete riguarda l'area marciana, la piazza propriamente detta e non la piazzetta. Quindi noi avevamo una guida per quanto riguardava la piazza. Nell'area della piazzetta abbiamo dovuto, diciamo, più improvvisare in alcuni casi. Una delle prime cose che abbiamo subito riscontrato, innanzitutto la precisione di questa pianta è incredibile, se considerate che è stata fatta alla fine del 1800, gli scavi sono del 1888-1889, quindi in un periodo storico dove non c'erano le strumentazioni che possiamo usare noi adesso. Eppure quello che noi rinveniamo nei nostri scavi corrisponde esattamente a quanto avevano messo in pianta alla fine dell'Ottocento. In questo caso era stata assegnata una grandissima macchina da pozzo di cui si aveva notizia, una macchina da pozzo che se non era stata costruita secondo le fonti alla fine del 400, ma che poi è stata dismessa nel corso del 600 perché troppo grande, perché è la macchina da pozzo più grande di tutta Venezia e probabilmente anche la più difficile da gestire. Noi abbiamo rinvenuto nei nostri scavi la presenza di questa macchina da pozzo che sta ancora al centro, diciamo, della piazza. Abbiamo rinvenuto l'argilla, abbiamo rinvenuto la sabbia. Le macchine da pozzo sono, se sapete, fatte appunto da una camicia d'argilla, la sabbia che filtra l'acqua piovana che viene raccolta e viene poi incanalata verso, diciamo, la canna del pozzo propriamente detta, che per essere prelevata. Questo perché ovviamente in laguna non si può attingere alla falda, l'acqua salmastra non sarebbe stata potabile, ovviamente bisognava filtrare l'acqua piovana. Questa è una foto di Eugenio Miozzi del 1954 dove appunto avevano già intercettato diciamo, la canna del pozzo che è anche segnata all'interno della piazza. Nella pavimentazione è segnato un cerchio nella posizione in cui l'hanno individuata. E questa è una sovrapposizione fra quello che è sotto è un particolare della pianta del Berchet e questo è uno dei nostri scavi. Quello che vi ho, diciamo, evidenziato in quest'area è una parte un po' più gialla ed è argilla. Di qua ho la sabbia, è proprio la camicia in argilla e lo stacco fra l'argilla e la sabbia che filtra e la camicia in argilla, quindi è una delle cose che noi abbiamo ricostruito. Qua ho tolto il filtro per farvi vedere, appunto, vedete questa è argilla, vedete che è un po' più gialla, bluastra, eccetera, e questa è sabbia più pulita. E appunto così ve le ho anche un po' evidenziate. Anche in questo lato, qui siamo sul lato verso il quadri. La linea viola, diciamo rosa, è sempre la nostra camicia in argilla. Poi ci sono questi tratti più chiari con un piccolo retino che vi ho evidenziato con le frecce. Sono un sistema di canalette conservate in maniera molto molto residuale. È conservato solo il fondo in malta ed è un sistema di canalette ortogonali
che permetteva di raccogliere l'acqua e convogliarla verso la sabbia, e quindi verso la macchina da pozzo e verso quindi la canna. È un sistema che finora cosa conoscevamo di questo pozzo? Sapevamo che era il pozzo più grande di tutta la piazza. Questo sistema, per quanto residuale, secondo me sarà molto interessante da studiare, perché essendo appunto la macchina da pozzo più grande di tutta Venezia, anche questo sistema di canalette è una particolarità rispetto a quello che si vede invece negli altri campi. E quindi gli studiosi avranno veramente un altro dato in più da studiare per questa macchina. Anche qua vi ho messo 2 foto in cui, se vedete, sono molto molto residuali. Stiamo parlando, questa è la poca malta che si conserva. Questo perché siamo in piazza San Marco. Avevamo già fatto una conferenza con l'associazione Piazza San Marco più o meno nell'aprile dell'anno scorso, in cui avevo appunto già presentato qualche dato e avevo fatto un discorso su quanto è compressa la stratigrafia a Piazza San Marco. Noi troviamo tutto in 50 centimetri, quello che poi è il pavimento della chiesa di San Gimignano, quello che pensiamo essere il pavimento della chiesa di San Gimignano, è sotto 50 centimetri dagli attuali Masegni. Questo perché? Perché la piazza doveva rispettare da sempre la quota della basilica, non si poteva rialzare. In altri punti Venezia è più alta perché è stata sollevata, perché non c'erano, diciamo, delle strutture così importanti la cui quota doveva essere preservata, e quindi, come abbiamo analizzato da tutti i nostri scavi, è un continuo togliere e rimettere per mantenere sempre la stessa quota. Quindi tutte le pavimentazioni noi le abbiamo individuate, tutte quelle che sono scritte dalle fonti, tutte le fasi di pavimentazione descritte dalle fonti le abbiamo potute individuare, eppure si trova tutto in 20-30 centimetri, sottilissimi. Vi farò vedere qualche sezione dei nostri scavi per farvi vedere proprio questa sequenza, e vi assicuro che è molto stimolante per un archeologo, ma anche molto difficile. All'inizio è stato molto difficile imparare a riconoscere questi piccoli strati, perché ogni pavimentazione si conserva per 1 centimetro di sabbia, e quindi in altri contesti urbani, come può essere una città storica come Padova, dove la stratigrafia magari ha 8 metri, il centimetro di sabbia quasi non si nota, perché l'evento è proprio più consistente. Qui a Venezia 1 centimetro di sabbia fa un secolo di storia, ed è una cosa veramente emozionante e stimolante. Qui appunto vi ho evidenziato le canalette, ma qui vedete anche, in questa fascia qua, vedete quello che prima era coperto dal retino rosa, che è la camicia in argilla del pozzo. Quindi queste canalette, questo sistema ortogonale andava verso una canaletta di sabbia che convogliava tutto, e poi portava tutto verso il centro e verso la canna del pozzo. Allora, sulla piazza ci sono state nel corso dei secoli tantissime ipotesi ricostruttive. Io ve ne ho messa una presa dalla pubblicazione del Miozzi, ma potevo mettervene altre 100, ognuna alla sua. Era ho voluto mettere questa rappresentazione solo per dirvi cosa si pensava prima di noi, cioè diciamo prima dei nostri scavi. C'erano varie ipotesi. Per esempio, la chiesa di San Gimignano era posta sul lato Procuratie Nuove. Perché? Perché ci si basava sul fatto che all'interno anche della pavimentazione c'è una scritta che dice qui è la chiesa di San Gimignano, su quel lato, e poi perché dalla pianta del Bercè c'erano alcune strutture che erano state interpretate da alcuni studiosi come la chiesa di San Gimignano. Ad onor del vero ci sono altri studiosi che, sulla base di tutte le fonti d'archivio e tutti gli studi molto approfonditi, avevano già ipotizzato che la chiesa di San Gimignano potesse essere invece sul lato Quadri, quindi sul lato Procuratie Vecchie. Abbiamo anche la studiosa in sala, che ringrazio per la presenza, di cui ci onora, Michela Agazzi, che ha scritto un libro eccezionale
fornito di tantissime fonti e fondamentale anche per il nostro studio su Piazza San Marco, appunto. Quindi questa è una delle ricostruzioni, diciamo. Ecco, in questa ricostruzione avevate visto che la chiesa di San Gimignano era posta sul lato delle procuratie nuove, perché questa struttura qua era stata disegnata dal Berchet e alcuni avevano ipotizzato potesse essere ricondotta forse alla chiesa di San Gimignano. Noi abbiamo deciso di fare un saggio proprio in quest'area, come vedete è questo il saggio che abbiamo fatto. Le altre strutture che vedete, tutti questi muri, appartengono alla fase precedente delle procuratie nuove. Le procuratie, quelle che noi chiamiamo procuratie nuove, avevano una fase precedente che era più avanzata verso la piazza ed era in linea con il campanile, diciamo. Lo vedete molto bene in un quadro di Gentile Bellini del 1496, la processione, adesso, scusate non ricordo il titolo del quadro, ma è famosissimo, l'avrete sicuramente presente. E vedete proprio che c'è un palazzo molto simile alle attuali procuratie che è in linea con il campanile, cioè c'è questa linea perfetta. Anche infatti cioè noi troviamo proprio le fondazioni di questo edificio e vediamo che è rispettato esattamente, che il quadro rispetta esattamente la struttura che noi anche troviamo. Quindi appunto ci siamo concentrati nel saggio che vi avevo fatto vedere prima, abbiamo individuato due fasi di muri che adesso vi ho evidenziato con due colori diversi e che corrispondevano perfettamente con la pianta che c'è sotto, che è qui in trasparenza, di Federico Berchet. Solo che appunto questa struttura verde e questo muro qua, dai rapporti stratigrafici noi riusciamo a capire cosa viene prima e cosa viene dopo sulla base del rapporto sia con la terra che con i muri. Quindi un muro fatto dopo di solito distrugge, quindi in questo caso per esempio distrugge parte del muro più antico. Il muro fatto dopo, in questo caso questo, andava sopra alla parte verde che io vi ho ricostruito. Quindi sulla base dei rapporti stratigrafici riusciamo a capire cosa sta nello stesso periodo, cosa viene prima e cosa viene dopo. Questo è il nostro lavoro di fatto. In questo caso ci siamo accorti che queste sono delle strutture più vecchie. A cosa appartenevano? Non lo sappiamo. Appartenevano alla chiesa? Non abbiamo elementi per dirlo, non abbiamo nessun elemento per dire che queste strutture possano appartenere ad una chiesa. Sono solo delle strutture che io in questo istante posso dire solo sono più antiche rispetto alle strutture che noi conosciamo relative a quelle che erano le procuratie. Quindi sicuramente questo è un altro spunto di ricerca, si può fare un approfondimento sulla base delle fonti per riuscire noi sappiamo che anche prima di quelle che adesso io chiamo procuratie comunque c'erano diversi edifici, quindi si può andare a ricostruire e questa sarà la parte che verrà fatta alla fine di tutti i nostri lavori, perché ci sarà un'amplissima parte di tutti questi approfondimenti che vedranno coinvolte molte persone con molte specializzazioni diverse, perché capite che ci sono tante, cioè l'archeologo non è lo studioso delle fonti d'archivio, non è lo storico dell'arte, ci sono tanti aspetti che verranno poi uniti insieme. E in questa altra diapositiva invece vi ho appunto evidenziato quelle che invece, sulla base dei rapporti stratigrafici che vediamo, appartengono alla fase delle procuratie. I saggi che abbiamo fatto invece sul lato delle procuratie vecchie. I saggi sono l'8, il 10, il 16, il 20 e il 22. Perché abbiamo iniziato a fare questi saggi? Perché nella pianta del Berchet era segnata questa struttura che appunto nel libro della professoressa Agazzi era già stato ipotizzato potesse essere legato alla chiesa di San Gimignano. E quindi noi siamo andati a vedere, anche come abbiamo fatto dall'altra parte, siamo andati a vedere
queste strutture, se c'erano, cos'erano, in cosa consistevano. E qui sono iniziati i grandi ritrovamenti e le grandi notizie per tutta la città, perché questa struttura non solo era fatta dai muri che sono in quest'area qua, che sono questi verdi che ho evidenziato, segnati da Berchet, ma c'era anche una grandissima pavimentazione, molto, voi vedete tante cose qua, vedete tante, cioè, perché come vi ho detto, su 50 centimetri ho 1000 anni praticamente, e quindi ci sono tutte le fasi successive, tutti questi pilastrini che vedete sono dei battipalo che servivano per le tende del mercato, ma ce ne sono a migliaia, e tutte hanno bucato questo meraviglioso pavimento che qua si conservava un po' meglio, qua, e che comunque arrivava più o meno fino a questa altezza qua, dove abbiamo trovato un'altra struttura, un plinto. Oltre questo limite, la pavimentazione, c'era un'altra pavimentazione alla stessa quota, quindi diciamo contemporanea, ma completamente diversa, probabilmente un esterno. E quindi è un'ipotesi, però noi possiamo dire che ora questo rettangolo che vi ho segnato è assolutamente, totalmente ipotetico, perché non posso dire che arrivi fin qua, poteva fermarsi qua, poteva essere un po' più al centro. Ho solo disegnato qualcosa per darvi l'idea che non era cioè, la struttura che abbiamo identificato non era quella piccola strutturina del Berchet, ma si estende, è molto più grande, sono circa 25-26 metri, quindi qualcosa di molto imponente, perché ho questa pavimentazione continua in tutta l'area ed è veramente una struttura molto importante. Perché la colleghiamo alla chiesa di San Gimignano? Perché in questo caso, allora questo è uno dei particolari per farvi vedere appunto le strutture, quelle del Berchet con questa pavimentazione, e poi qua sotto la pavimentazione, nel primo saggio siamo andati a rimuovere quella pavimentazione rossa. Questo è una pavimentazione come fosse un coccio-pesto rosso continuo, e in questo saggio qua l'abbiamo rimossa per vedere cosa c'era sotto. Nei saggi successivi invece abbiamo fatto una scelta più conservativa e abbiamo deciso di mantenerla e di non osservare ciò che c'era sotto. Perché? Perché il dato lo avevamo già ottenuto con il primo saggio, ossia questo. Abbiamo trovato delle inumazioni, in particolare in questa inumazione erano deposto 6 uomini e donne, sono in via di... Ecco, un'altra delle specializzazioni per studiare è l'antropologo, ovviamente abbiamo scavato questo con un collega antropologo che adesso andrà a studiare tutti gli elementi che sono emersi, e quindi siamo riusciti a, in questo caso possiamo collegare l'edificio probabilmente con la chiesa di San Gimignano, perché le inumazioni sappiamo che venivano fatte all'interno delle chiese. Di là non avevamo alcun elemento per dirlo, non abbiamo trovato alcuna inumazione, non abbiamo trovato alcun segno che potesse essere una chiesa, per esempio un'abside, quindi non si può dire che l'altro, non abbiamo elementi per dire che l'altro sia la chiesa di San Gimignano. Questo invece abbiamo degli elementi molto importanti, addirittura più fasi, non solo all'interno della stessa inumazione, ma se vedete qui, questo è il bacino e queste sono le gambe, sotto la cassetta, cioè abbiamo trovato una nuova inumazione che continuava di qua e quindi era un'altra fase precedente. Quindi vedete una chiesa non solo importante come dimensioni, ma anche con tantissime fasi di vita. Rimuovendo quel pavimento, infatti, avevamo trovato anche altre pavimentazioni sotto, meno monumentali rispetto a quello. I saggi in piazzetta. E
qui non avevamo nessun elemento che ci potesse dire scava qua, andiamo a verificare questa struttura o no. Quindi abbiamo fatto una scelta. Sul lato occidentale, diciamo, come vedete, li abbiamo distanziati a, diciamo, delle distanze più o meno eque. Sul lato di Palazzo Ducale abbiamo fatto delle scelte sulla base anche di quello che è emerso e che avete anche visto dai giornali. La parte di Palazzo Ducale è sicuramente la parte più ricca e più interessante, perché mentre la chiesa di San Gimignano si cercava, c'erano le varie ipotesi, c'erano già studi importanti anche che la identificavano, qui non avevamo grandi notizie. E sapevamo che l'ingegner Forcellini verso la fine dell'Ottocento aveva fatto un importante restauro di tutto il palazzo, di cui noi troviamo molte tracce, ma non avevamo notizie riguardo ad eventuali strutture rinvenute. E invece tutte quelle che vi ho evidenziato in verde sono tutte strutture antichissime che possiamo ricondurre forse a una fase precedente del Palazzo Ducale. In quest'area abbiamo trovato questo piccolo muretto, questa piccola fondazione, vedete, veramente molto poco conservata, sempre per il solito motivo, però comunque una fondazione di un piccolo muro. Anche qui sempre qualcosa di molto isolato, molto frammentario, ma ora, poi i nostri saggi, come vedete, sono dei piccoli approfondimenti, non è detto che qua non ci fosse, io qua non ho scavato, quindi non lo so, sicuramente per il futuro ci sarà da ampliare anche questa ricerca. E questa è l'area dove abbiamo individuato questa piccola torre. Questa è la piccola torre che abbiamo individuato, è veramente piccola, e questo è un muro invece fatto dal Forcellini che intercettava quest'altra struttura che probabilmente si connetteva alla torre. In quest'area qua abbiamo individuato degli altri elementi veramente molto importanti, ossia queste murature. Queste murature, oltre a essere molto molto possenti, questa è larga 1,20 m, è un muro enorme, veramente molto molto importanti. Questa, di cui vedevamo solo una parte perché abbiamo il muro del Forcellini che ce lo occlude, e questa piattaforma su cui stiamo ancora cercando di capire, diciamo, la funzione. E quindi però diciamo che questo muro era, per quanto obliterato, è comunque piuttosto largo, 65 centimetri, e molto fondo. Non siamo arrivati nemmeno lontanamente alla fine della fondazione, eppure siamo andati giù, veramente è stato uno degli scavi assolutamente più profondi, credo che fossimo a 1 metro e complicati, a 1,80 m se non sbaglio. Noi facciamo tutto a mano con l'ausilio di una pompa, quindi bisogna anche rapportarsi, cioè non è che possiamo raggiungere delle profondità eccessive, perché non abbiamo un mezzo meccanico, e anche abbiamo il problema ovviamente dell'acqua, che riusciamo, però insomma siamo riusciti comunque ad andare giù grazie alla forza dei miei collaboratori, di cui uno è qui, Danilo Vitelli, che ringrazio tantissimo perché si danno sempre tantissimo da fare, e in mezzo al fango non si fermano mai, e veramente se tutti questi risultati, se siamo riusciti ad ottenere tutti questi risultati, è grazie a Danilo, è grazie ad Andrea Giammoni ed è grazie a tutti i collaboratori che hanno partecipato a questo scavo.
Ecco, qui vi ho messo anche per farvi vedere come lavoriamo. Noi di solito lavoriamo anche lì sul campo proprio con delle foto digitali, con il tablet, e ci segniamo. Questi numeri cosa sono? Le chiamiamo unità stratigrafiche, unità murarie, sono i nomi che noi diamo ad ogni cosa che individuiamo. Il nostro lavoro consiste nell'individuare ogni azione che ha fatto l'uomo o la natura. E ad ogni azione noi diamo un numero, che è il suo nome. In questo modo riusciamo a identificare la sequenza temporale con cui l'uomo e la natura hanno fatto le varie azioni, e quindi riusciamo a ricostruire la storia del paese. Questa foto qua in particolare ve l'ho messa innanzitutto per la parte di torre che avevamo messo in evidenza, ma anche per vedere questi simbolini che abbiamo segnato come dei tagli, perché sono molto importanti nel discorso che poi vi farò sulle pavimentazioni. E queste appunto sono le parti, tutte queste verdi, diciamo, rispetto a quello che vedete circostante, scusate, sono le parti più antiche fra tutte queste strutture che vedete in questa foto, che è una foto cumulativa, chiamiamo noi. Questo è il prospetto della torre, è uno dei punti in cui ci siamo abbassati di più e come vedete continua, è un basamento enorme, tiene sicuramente del peso importante perché ho una fondazione molto importante. Ecco, qui siamo invece al saggio, quello di prima era il saggio 17, che ci aveva portato abbastanza sfortuna, devo dire, abbiamo avuto qualche inghippo in quel saggio, e questo è il 21, è poco distante, e questo non era previsto, è un saggio che è stato diciamo aggiunto all'ultimo, perché durante i lavori preliminari, diciamo i lavori di ripavimentazione, dove opera la ditta Lares, l'archeologo che segue i lavori per la ditta Lares, che ho visto qua presente Emanuele Saletta, facendo la sua parte di lavoro ha individuato questa struttura. Allora, quello che vedete in alto è la fondazione di Palazzo Ducale, che fino a questo saggio era sempre stata, diciamo, interpretata come la fondazione fatta dall'ingegner Forcellini, perché noi sappiamo da alcune notizie, da alcuni disegni, che l'ingegner Forcellini fa un'opera anche di rifondazione, cioè ingloba le fondazioni più antiche con una fondazione più robusta per dare solidità a tutto il palazzo. E quindi magari in altri punti non l'avevamo osservata in maniera scrupolosa, perché ci eravamo concentrati su quello che ci sembrava essere più antico. Qui siamo andati molto in crisi, perché avevamo una struttura che nei disegni del Forcellini non era assolutamente segnata e che pure era collegata a questa parte. Quindi le certezze nostre, ma non solo nostre, anche le certezze degli architetti funzionari della sovrintendenza che studiano il Forcellini e lo conoscono, sono andati in crisi su questo punto. Ed è uno degli aspetti che sarà più interessante da approfondire nel corso delle fasi di poscavo. Partiamo dalle cose più antiche che abbiamo trovato, quelle che vi facevo vedere prima. Questo grande muro, che probabilmente faceva quest'angolo, qui l'angolo ci manca, e questo. Sono le parti più antiche. Poi però abbiamo una parte molto antica, non così antica come la prima, perché questa struttura quadrangolare taglia il muro di prima, questo. Quindi taglia vuol dire che è successiva, ma allo stesso tempo è in fase con parte di questo muro, con questa parte qua. Questo muro era ancora in piedi. Questa parte qua invece era stata spogliata ed asportata, quindi riutilizzano qualcosa
per una fase intermedia che non è il palazzo come lo conosciamo adesso e non era la struttura grande e fortificata, forse, che abbiamo visto prima, che era segnata in verde. Dove siamo qua? Siamo all'altezza di quella che è la colonna più larga di tutto il palazzo, verso l'angolo che dà, diciamo, verso Canal Grande, e quindi nella parte più antica di Palazzo Ducale. Quindi una delle ipotesi che abbiamo supposto è che faccia parte della prima costruzione di questa versione del palazzo. Noi sappiamo che dalle fonti che appunto il Palazzo Ducale viene costruito a partire da quell'angolo. Quindi probabilmente poteva finire qua, perché c'è la sala del Maggior Consiglio, siamo all'altezza là della sala del Maggior Consiglio, e quindi potrebbe far parte, c'è questa fase intermedia, una fase notevole e molto importante. E questo è un pezzo eccezionale, un frammento eccezionale di ceramica bizantina che datiamo fra la seconda metà del XII secolo e l'inizio del XIII secolo e che abbiamo trovato dove vi ho indicato con la freccia, nello spoglio della struttura verde. Torniamo un attimo indietro. Vi dovete immaginare dei muri alzati che hanno questa forma. Dopodiché io butto giù tutta questa parte, non ce l'ho più, e ho solo i muri innalzati di questa parte qua. Quando ho buttato giù, ho eliminato le parti verdi che non vedo più, le ho riempite e ci trovo dentro questo. Questo, scusate, è un pezzo eccezionale perché ci dice che questa operazione di spoglio, di distruzione, è stata fatta nella seconda metà del XII e all'inizio del XIII ed è proprio in concomitanza con quello che sappiamo noi delle fasi di costruzione di Palazzo Ducale. Quindi questo è un elemento che torna. Bene, le pavimentazioni, facciamo un discorso sulle pavimentazioni, diciamo, di tutta la piazza. Questa è una delle foto e delle immagini, diciamo, più belle, rappresentative. In realtà è la pavimentazione, diciamo, del XV secolo, della metà del 400 probabilmente, ed è una pavimentazione in cotta spina di pesce con dei riquadri che sono questi, in pietra d'Istria, veramente molto molto ben conservata. In quest'area siamo nell'area della piazzetta, lato opposto rispetto a Palazzo Ducale. In quest'area qua abbiamo trovato questa pavimentazione che trovate, ho fatto una linea blu che divide la pavimentazione, diciamo, del XV, sovrapposta a un'altra pavimentazione che stava sotto. Adesso la foto ovviamente un po' appiattisce, non ci si rende conto, ma qui c'è un salto di quota. Questa è una pavimentazione sotto, ha un modulo diverso e sono le cosiddette altinelle. Le altinelle sono dei mattoncini che hanno delle dimensioni un po' particolari, le chiamiamo così per una serie di studi, sono un po' più piccoli rispetto a quelli del 1400. Secondo le fonti, la pavimentazione in altinelle dovrebbe essere stata posata per la prima volta da Doge di Ziani, quindi diciamo alla fine del XII secolo, e dovrebbe continuare fino a circa al XIV secolo, perché poi subentra e viene sostituita da questa con la pietra d'Istria, diciamo. Quindi abbiamo una successione delle pavimentazioni. Questo è un particolare appunto della pavimentazione in altinelle. I nostri saggi hanno approfondito anche questa situazione. Cosa c'era prima della pavimentazione in altinelle? Secondo le fonti, la prima pavimentazione della piazza è la pavimentazione in altinelle. E invece noi troviamo
delle precedenti pavimentazioni che hanno un'importanza veramente fondamentale. Per esempio questa, qua c'è un salto di quota, queste sono le altinelle, qua siamo più bassi, vedete c'è una pavimentazione che ha un battuto rosso molto molto compatto, che ha una preparazione a volte in malta sotto, e su cui vediamo dei segni di vita come delle buche di palo che possiamo ricondurre sempre a delle strutture comunque legate anche al mercato o a qualsiasi attività che potesse esserci nella piazza precedentemente in quei secoli. Quindi abbiamo delle pavimentazioni precedenti alle altinelle. Queste pavimentazioni c'è più di una fase, perché qua vi ho messo, questa è una delle sezioni stratigrafiche di cui vi parlavo. Questa rossa, questo 1041 è una pavimentazione, ma questo 1036 è un'altra. Poi c'è un 1024 che era la preparazione di una terza. Quindi vedete c'è una sequenza temporale, viene fatta e tolta. Per esempio qui vedete questo 1087 che è stato segnato con un altro colore, perché qui ho solo la malta, qui ho avuto quello che noi chiamiamo un taglio areale, perché ho tolto per rimettere, ho tolto qualcosa e ci ho rimesso sopra questo 1051 per poi fare un'altra pavimentazione. Quindi sono le successive. Noi riconoscendo queste differenze riusciamo a ricostruire la storia. Quindi sotto le altinelle sono questo 1021, con la loro sabbia 1022, abbiamo tutta questa successione di vita. E poi si arriva a questo 1043 che è una terra nera, quelle che noi consideriamo le bonifiche, quindi qui non c'è, cioè stiamo costruendo Piazza San Marco, qui la viviamo. Pavimentazione in battuto rosso. Rispetto a quel murone, questo è il particolare di quel murone che vi avevo segnato prima con le linee verdi. Eccola qua, in perfetto appoggio. Quindi, grazie al pezzo di prima che vi ho fatto vedere, abbiamo anche un termine e siamo già. Allora, noi abbiamo il termine qui che il muro è stato spogliato probabilmente alla fine del XII secolo. Spogliato, quindi è precedente, viveva precedentemente a quella fase, e la pavimentazione è in appoggio, quindi vive con il muro. È un dato importantissimo. Siamo prima dello Ziani, non solo dal punto di vista della fonte storica che ci dice che ha posato la pavimentazione in altinelle, ma anche dal punto di vista materiale e stratigrafico. Anche qui, questo è un dettaglio, questo è il dettaglio, questa è la torre. Qui abbiamo trovato, era veramente conservato in 1 centimetro, ma se vedete è un po' rosso ed è sempre quella pavimentazione rossa, che vedete anche qua dalla parete. Perché qui è conservato molto meno che qua? Perché c'era il taglio di spoglio della torre che l'aveva inciso e l'aveva abraso. Quindi anche questo pavimento l'ho potuto mettere in connessione alla struttura della torre. Ecco, qui l'avevo cercato di evidenziare perché capisco che sia difficile vederlo, ma lo riconosciamo oltre che dal colore e dalla consistenza. Vi assicuro che quando siete là si vede. E adesso le ultime parti, gli ultimi saggi sempre verso il Palazzo Ducale ci hanno appunto messo in luce tutta una serie di strutture legate al restauro del Forcellini, che è un altro dato che, per quanto siano strutture non antiche come quelle che abbiamo appena visto, sono fondamentali, perché l'ingegner Forcellini fece un lavoro veramente geniale. Io ho iniziato a frequentare assiduamente Venezia nel 1998, quando mi sono iscritta a Ca' Foscari, quindi avrò visto Piazza San Marco e Palazzo Ducale
1 milione di volte, non avevo mai osservato tutte le opere che fece l'ingegner Forcellini per la struttura del palazzo, per tenerlo. Per esempio agli angoli vedete delle travi in acciaio che tengono gli angoli, e quelli sono stati messi, proprio sono dei tiranti messi dall'ingegner Forcellini per tenere la struttura degli angoli che tendeva ad aprirsi. Al primo loggiato vedete tutta una serie sempre di tiranti che uniscono la facciata che tendeva ad aprirsi e la agganciano alla struttura portante dietro. Quindi ha fatto tutta una serie di lavori che si possono sia ammirare osservando bene il palazzo. Se osservate bene la facciata vedete che ci sono delle parti più antiche e delle parti più nuove, perché è andato proprio ad intervenire, magari andando ad integrare le parti che ormai erano fortemente deteriorate. E sottoterra ha fatto agli angoli, noi abbiamo fatto un saggio d'approfondimento qui, quindi abbiamo proprio trovato questa struttura, ma anche all'angolo opposto dallo scavo del collega della Lares si era vista in superficie la stessa identica struttura. Ha fatto una grandissima sottofotazione quadrangolare per tenere tutta la struttura dell'angolo. Ha rinforzato la fondazione principale del palazzo e contestualmente poi invece troviamo una struttura parallela, che è questa, la vedete in tanti punti, l'abbiamo individuata. A cosa serviva questa struttura parallela? Era la struttura che reggeva l'impalcatura per i lavori di restauro. Ora, queste foto non sono propriamente quelle legate al restauro di Palazzo Ducale, ma le ho messe solo per darvi l'idea di cosa poteva essere la struttura, perché qua siamo nella zona, come vedete questo è questa è la basilica, e quindi deve essere le procuratie vecchie, esatto. Comunque è per farvi vedere quello che deve essere, cioè a cosa serviva. C'era questo muretto dove le travi oblique andavano ad appoggiare e quindi teneva la spinta. Io vi ringrazio tantissimo e spero di essere stata chiara. Ecco, allora nell'ultima parte abbiamo visto cosa c'è di nuovo e adesso concludiamo con i prossimi passi. E come vi diceva la collega, ormai siamo veramente alla fine, mancano più o meno 3 saggi e poi ci sarà in realtà un enorme lavoro di studio. Pensate solo a tutte le evidenze che vi ha raccontato la dottoressa Rampazzo. Devono essere messe tutte insieme, tutti questi saggi devono essere studiati l'uno con l'altro. E poi non dimentichiamo che appunto in Piazza San Marco abbiamo gli scavi storici, ma abbiamo anche scavi fatti più recentemente. Uno tra i più recenti che avevo seguito sempre io, quello della barriera attorno a San Marco, che ha restituito anche lì dei dati fondamentali che dovremo mettere in connessione con quelli invece raccolti da questi scavi più recenti. Quindi continuerà lo scavo appunto con questi ultimi 3 saggi, dopodiché ci sarà un meeting tra di noi per capire dove andare a fare le analisi archeometriche. Cosa sono queste analisi archeometriche? Sono analisi come ad esempio una delle più famose, il carbonio 14, per poter datare, quando si hanno dei residui organici, alcuni resti. Perché vi dico ci sarà un meeting? Perché noi abbiamo, anzi i colleghi sullo scavo, anche su mie ripetute richieste stalking, campionato tutto il campionabile, le malte, la terra, il legno, tutto, oltre ai reperti ovviamente come il pezzo di ceramica che ho fatto vedere prima, tutto quello che si poteva doveva essere campionato. Ovviamente non tutto verrà analizzato
intanto l'importante era ricevere il campione, perché appunto poi lo scavo non si apre più. Quindi dovremmo a fine scavo capire cosa effettivamente è utile analizzare, perché ci daranno dei dati fondamentali soprattutto a livello cronologico. E poi assieme a questi dati archeometrici ci sarà anche lo studio dei materiali e della documentazione. Ma perché vi dico che saranno importanti le analisi archeometriche? Perché purtroppo col fatto che, come vi ha raccontato la dottoressa Rampazzo, in piazza San Marco c'era un continuo lavoro di tolgo, rimetto, chiaramente questo toglieva anche eventuali materiali che per noi sono importantissimi, perché in uno scavo il materiale ti permette di datare, come ha dimostrato la dottoressa facendovi vedere quel preziosissimo frammento di ceramica bizantina che ci ha permesso appunto di mettere un termine allo spoglio di quel muro così antico. Quindi le analisi archeometriche messe insieme purtroppo a questa poco materiale che abbiamo ci permetteranno, speriamo, di inquadrare cronologicamente tutte queste fasi che in parte a livello di quote già abbiamo messo una prima, una dopo, ma dobbiamo poi inquadrarle in una cronologia invece assoluta. E tutto questo confluirà ovviamente in una pubblicazione che sarà una restituzione di tutto questo nostro lavoro a voi, alla comunità scientifica, ma anche a chiunque voglia sia interessato a conoscere cosa è stato fatto in questa piazza, come è stato interpretato e cosa appunto e qual è anche la storia degli studi di questa piazza. Infatti una prima parte sarà dedicata, come vi dicevo, anche importantissimo il lavoro dell'Archivio di Stato, tutto quello che è stato fatto prima, quindi negli anni appunto di Giacomo Boni e di Federico Berchet. Vedete in rosso Giacomo Boni perché intanto per noi è una figura fondamentale. Tutti noi archeologi, quando iniziamo il primo anno a studiare archeologia, subito ci viene raccontato di Giacomo Boni come del papà dell'archeologia stratigrafica. Come vi dicevo, è stato lui che ha introdotto il metodo stratigrafico in archeologia, perché era già applicato in altri settori, ma in archeologia è stato lui a sperimentarlo. Tendenzialmente si ricorda Giacomo Boni, e anche io che non sono veneziana, in realtà mi è venuto in mente dopo che lui era un veneziano, perché Giacomo Boni ha scavato il Palatino. E quindi le sue prime sperimentazioni vere e proprie di scavo stratigrafico, effettivamente quando noi le studiamo studiando il Palatino, i primi scavi del Palatino. Ma in realtà Giacomo Boni era veneziano, è cresciuto a Venezia, è nato a Venezia, e come vi dicevo il primissimo esperimento di scavo stratigrafico lo ha compiuto proprio sulle fondazioni del campanile. E non era uno studio stratigrafico vero e proprio come noi lo intendiamo oggi. Ovviamente appunto oggi il metodo si è sviluppato dopo 150 anni. All'epoca lui però non aveva solo scoperto le fondazioni del campanile, scoperto nel senso proprio togliergli la terra e guardarle, ma aveva capito che c'erano strati diversi, non era un'unica fase, e quindi già si cominciava a capire che lo strato ti aiuta a inquadrare cronologicamente la vita di un monumento. E poi soprattutto l'ho messo in rosso perché quest'anno sono 100 anni dalla sua morte, e lo dico in anteprima, vorremmo cercare di ricordare questa figura, questo veneziano. Stiamo cercando appunto, assieme all'aiuto dell'associazione Piazza San Marco, di fare un piccolo incontro molto divulgativo per la comunità, per ricordare il Giacomo Boni veneziano soprattutto, perché poi Giacomo Boni, dopo aver fatto carriera a Roma con lo scavo del Palatino, venne richiamato nel 1902 quando, sappiamo tutti cosa è successo, è crollato il campanile, e quindi fu lui a dirigere lo scavo e lo studio e delle macerie, che ovviamente erano macerie antiche. Quindi vorremmo ricordare questo personaggio non tanto appunto come noi lo studiamo il primo anno, come colui che ha scavato il Palatino, ma come il Giacomo Boni veneziano che ha applicato questi suoi primi studi proprio qua a Venezia, ed è stato poi richiamato dai veneziani quando era già direttore delle antichità a Roma, proprio perché ormai aveva un nome,
e lui dalla sua città è stato richiamato per venire a risolvere questo enorme dramma del crollo del campanile. Ecco, quindi ci sarà un approfondimento su questa storia dell'archeologia in Piazza San Marco, che si è sviluppata appunto tra metà 800 e inizio 900. E poi ovviamente questo importantissimo ritrovamento della chiesa di San Geminiano dovrà essere approfondito sia con lo studio anche lì dei pochi dati materiali che abbiamo, ma soprattutto delle fonti scritte, ma anche delle sepolture, che ecco, in questo caso le sepolture verranno studiate attentamente, e come vi dicevo prima, una delle analisi che faremo sicuramente è il carbonio 14, perché essendo materiale organico ci potrà, speriamo, se i campioni non sono corrotti, ci potrà fornire una datazione anche delle diverse fasi che vi ha fatto vedere la dottoressa Rampazzo delle sepolture, e quindi questo ci permetterà di capire quante chiese di San Geminiano sono state effettivamente costruite sullo stesso luogo. E se riusciamo, con i soldini, se li abbiamo, facciamo anche il DNA, perché visto che non sono tante, cerchiamo anche di capire un po' chi erano attraverso la loro sequenza genetica. Il DNA di solitamente non si fa sulle ossa antiche, a meno che non ci voglia essere uno studio specifico, perché costa molto e tendenzialmente appunto non ci sono risorse, ma in questo caso, visto anche l'importanza di questo rinvenimento e col fatto che non sono tante le sepolture, proviamo a farlo in modo tale appunto da conoscere meglio appunto questi veneziani del passato. Abbiamo visto le tantissime pavimentazioni che sono state scoperte, quindi bisognerà metterle tutte in fase l'una con l'altra e cercare di capire se possiamo anche in che epoche queste pavimentazioni sono state divelte e poi ricostruite, oltre le pavimentazioni monumentali che conosciamo meglio perché le fonti ce le hanno ovviamente ricordate molto di più. Il mercato lo conosciamo anche dai quadri, moltissimi quadri famosissimi che stanno anche alle gallerie dell'Accademia ci hanno restituito questo mercato che si sviluppava in Piazza San Marco, e noi abbiamo trovato i resti di questo mercato grazie a queste buche di palo, chiamiamole così, di varie tipologie, erano anche a diverse quote, quindi sono stati utilizzati in maniera diversa, in epoche diverse. E qua sono contenta di dire che c'è una collega architetto del mio ufficio, l'architetto Silvia Degane, che si è proprio appassionata a questo discorso di questi fori di palo del mercato, del commercio medievale, perché secondo me sarà un lavoro veramente certosino cercare di mettere insieme anche con gli altri dati a nostra disposizione, e quindi sicuramente sarà lei a studiare questa parte. Poi abbiamo l'area della basilica, non dico la basilica, l'area della basilica, che qua sono più che altro gli studi, la documentazione recuperata durante lo scavo effettivamente della barriera di vetro. Ci sarà sicuramente un focus sulla piazzetta dei Leoncini, perché lì abbiamo trovato delle strutture, oltre al pozzo ovviamente che sappiamo esserci in mezzo, delle strutture probabilmente pertinenti a edifici di servizio della basilica, che quindi dovrà essere anche lì messa in relazione con quello che conosciamo della basilica stessa. Abbiamo tracce degli interventi di Meduna, e abbiamo appunto anche questo cimitero medievale e alto medievale, che si sviluppa non solo sulla piazzetta dei Leoncini, ma anche sul lato dei pilastri acritani, quindi questo cimitero in fase con le varie fasi della basilica. Probabilmente alcune di queste sepolture sono sicuramente sono in fase con la basilica che vediamo adesso, ma altre assolutamente no, quindi saranno messe in fase con una basilica precedente, di cui però sappiamo molto poco e non sappiamo assolutamente nulla o quasi a livello archeologico. Poi ci sarà l'area di Palazzo Ducale che appunto tratteranno gli interventi, ci sarà uno studio degli interventi di Forcellini messi in relazione con i dati che abbiamo materiali dei suoi lavori, i suoi giornali di lavoro, i dati anche lì qua, i dati documentali. E in questo caso ho sempre la fortuna di avere in ufficio con me un'altra collega architetto che vedo tra l'altro qua in sala, la collega architetto Chiara Ferro,
che tra l'altro è specializzata proprio nei monumenti, nei restauri di Venezia dell'Ottocento, in particolare dei lavori di Forcellini, quindi anche tutto questo pacchetto di documentazione sarà affidato a uno studio che deve essere fatto effettivamente da un architetto, perché appunto bisogna capire gli interventi di Forcellini che noi magari conosciamo anche per le ricostruzioni, anche i modellini che sono stati fatti in seguito, ma a questo punto li possiamo mettere in relazione anche proprio con un dato materiale che grazie a questi scavi è venuto fuori. E poi potremmo provare a fare anche degli studi su questa darsena che si dice essere presente a un certo punto in piazzetta San Marco, cioè la riva non era dove la vediamo adesso, ma era più spostata verso la Basilica. In realtà noi non abbiamo trovato dati che ci possano dare un dato, scusate il doppio nome, ma un dato su dove effettivamente questa linea di laguna era presente prima della linea attuale. Però effettivamente le pavimentazioni ci potrebbero dare qualche dato in tal senso, perché alcune pavimentazioni che troviamo in piazza non le troviamo in piazzetta, ci sono comunque dei dati discordanti che quindi potrebbero effettivamente essere messi in relazione con questa chiusura di questa darsena di cui si conosce appunto notizia, di cui si ha notizia, e che ovviamente se tolgo la darsena devo fare nuova pavimentazione, e quindi mettendo in relazione questi vari livelli, soprattutto grazie alle quote, cercheremo di capire effettivamente anche l'evoluzione della piazzetta. In questa pubblicazione appunto ci saranno tutti, come vi dicevo, le analisi archeometriche che riusciremo a fare, speriamo il più possibile, perché appunto anche in questo caso è un discorso di finanziamento. Sarà molto importante appunto riuscire, speriamo, incrociamo tutte le dita, le malte, perché appunto l'Hotel Sarampazzo ha nel suo magazzino tipo, non so, 8-9 casse di materiale solo di campioni di malte, perché avendo pochissimo materiale, le malte e anche di fatto anche il materiale organico non è tantissimo, a parte le ossa c'è poco altro. Le malte si possono datare, ma è molto complicato perché bisogna caratterizzarle prima, quindi capire da cosa sono composte e avere appunto la fortuna di trovare materiale organico da poter datare a questo punto al carbonio 14. Ci sono poi in realtà degli studi sperimentali sulla datazione delle malte che usano altri tipi di isotopi, non del carbonio. Quindi potrà essere magari una sfida anche un po' mettere in mano ai fisici, e perché non lo facciamo noi ovviamente questo lavoro, mettere in mano questi dati magari a delle università, a degli studi di ricerca che possano fare anche delle sperimentazioni su questi nuovi metodi, avendo così tanto materiale e avendo anche comunque un contesto tendenzialmente conosciuto dal punto di vista anche di altre fonti a disposizione. Quindi appunto lo studio anche dell'antropologico, quindi lo studio del cimitero, cosa ci dicono questi veneziani di cui abbiamo trovato le sepolture? Ci diranno tantissimo di loro, non possono più dircelo parlando, ma davvero potendoli studiare ci racconteranno tantissimo di chi erano, maschio o femmina, eventualmente di cosa sono morti, se avevano qualche particolare caratteristica, se si erano fatti male a un braccio, si era fratturato e poi si era rigenerato, cosa mangiavano, da dove venivano, quindi tantissime informazioni che anche appunto se non possono parlare ci potranno raccontare tanto di loro. Abbiamo trovato anche tantissime ossa animali, quindi sappiamo che ad un certo momento in piazza c'erano effettivamente quelle che noi chiameremo macellerie e quindi tantissimi scarti di fauna, e potremo avere informazioni su cosa si mangiava, anche a livello di importazione, magari venivano importati anche animali che non erano autoctoni, insomma, che non erano della zona di Venezia, ma venivano da fuori, lo vedremo, lo studieranno quelli che si chiamano archeozoologi. E i carotaggi, tantissimi carotaggi che abbiamo fatto anche e soprattutto durante lo scavo della barriera, ci permetteranno di capire l'evoluzione anche geologica dell'area marciana, quindi partire veramente dalle sue origini più remote. E quindi di fatto questa pubblicazione ci permetterà di ricostruire l'area marciana nel corso dei secoli, le sue strutture, il suo paleoambiente,
e quindi, per dirla breve, la vita dei veneziani nel corso dei secoli fino ad arrivare ai giorni nostri, o almeno fino al 500, perché appunto, ripetiamolo, dal 500 abbiamo cristallizzato Piazza San Marco e adesso appunto la soprintendenza cerca di mantenerla così com'è grazie appunto a questo vincolo. In questa avventura di questi scavi in Piazza San Marco, come diceva effettivamente la dottoressa Rampazzo, è stato sia un lavoro archeologico, ovviamente scientifico, ma anche un discorso di valorizzazione e di fruizione di questi dati, che è quello che stiamo facendo noi oggi. E quindi, come anche l'altra volta vi avevo accennato, e lo ridico anche in questa sede, mi piacerebbe che anche voi partecipaste a questa pubblicazione, raccontando, vedremo poi in che modo, qual è stato il vostro rapporto con questi scavi nel corso di questi anni, che tipo di sensazioni vi ha dato, che tipo di interesse vi ha suscitato, se vi siete più appassionati alla chiesa di San Geminiano, alle pavimentazioni. Insomma, vedremo assieme all'associazione Piazza San Marco, e con cui abbiamo già un po' interagito da questo punto di vista, cercheremo proprio di capire da voi, cioè vorremmo anche un vostro contributo, perché alla fine, come vi dicevo all'inizio, è vero, dal punto di vista scientifico abbiamo tantissimi dati nuovi, ci faremo convegni, ci faremo incontri, ne parleremo tra noi accademici, ma prima di tutto quello che noi abbiamo fatto con soldi pubblici deve essere restituito a voi, e quindi voi anche dovete, secondo me, se avete voglia, come con la formula che troveremo, partecipare a questo lavoro che diventerà poi, speriamo, una pietra miliare nella storia di Piazza San Marco e delle sue origini, che appunto al momento erano molto ipotetiche. Avete visto quanto è difficile per un archeologo spiegare gli strati a chi non è archeologo? Noi lo comprendiamo molto bene, quindi quello che l'ultima idea che devo dire il dottor Magani, il nostro soprintendente, vorrebbe è una ricostruzione virtuale della piazza, che possa appunto farvi comprendere meglio tutte queste fasi storiche, tutta questa evoluzione della piazza. Allora, di ricostruzioni virtuali, gli scavi archeologici ne vengono fatte tantissime. Io sono un po' scettica, perché secondo me se deve essere fatta bene. Per essere fatta bene servono tantissimi soldi, per cui è una cosa su cui stiamo lavorando, non sarà fatta nell'immediato, però io vorrò sicuramente non fare una cosa raffazzonata, ma fare una cosa fatta bene, quindi speriamo, essendo Piazza San Marco, comunque di riuscire a trovare i fondi necessari. Abbiamo anche già parlato con esperti del settore che ci hanno un po' anche indirizzato su quelle che possono essere le spese di questo lavoro, e per cui diciamo che io non ve lo prometto, ma la pubblicazione ve la prometto. La ricostruzione virtuale non ve la prometto, perché sarà sicuramente una cosa complicata dal punto di vista economico, ma ci proveremo, perché sicuramente sarà la cosa più semplice per tutti, per chi non è archeologo, riuscire a comprendere meglio tutto quello che la dottoressa Rampazzo, devo dire con davvero molte poche parole tecniche, che anche questo è difficile, non poter utilizzare le parole tecniche, ma riuscire a utilizzare parole che possano comprendere tutti, riuscire a farvi comprendere meglio tutto quello che abbiamo scoperto in questi anni. Grazie. Se ci sono domande, curiosità. Grazie. Picchiolutto, una domanda per la dottoressa Rampazzo. Riflessione da ingegnere. Ecco, lei, cioè su che basi lei definisce quella piastra trovata a fianco, diciamo, di Palazzo Ducale come torre? Quella che ha definito torre, tenuto conto due cose, cioè faccio alcune riflessioni così, e l'incongruenza
della fondazione vicino a Palazzo Ducale con le fondazioni della torre per eccellenza che è il campanile di San Marco. Sembrano drammaticamente diverse. Seconda riflessione, la dimensione relativamente piccola di quella piastra, nel senso che se facciamo conto non andiamo, diciamo, a scomodare quella che si ritiene l'unica torre facilmente visibile del vecchio castello di Palazzo Ducale, che è il Tesoro. Ecco, ma semplicemente considerando la dimensione del muro antico, che lei ha detto essere 1,20 m di spessore, ecco, cioè se noi andiamo a mettere su quella piastra un muro da 1,20 m su tutti i lati, praticamente non c'è spazio interno. Ecco. Terza cosa, quella pavimentazione che è assolutamente, mi sembra che sia altinelle, tra l'altro, sembra siano delle altinelle così dalla dimensione. La pavimentazione è quella che lei chiama torre? No, non sono altinelle, sono dei mattoni, non è una pavimentazione perché è una struttura. Però il punto, al di là di questo, cioè il punto che diciamo mi sorprende è il fatto della perfetta integrità di quella struttura, che se ci fosse stata in perimetrale, stata eretta una struttura forte, importante, io mi aspetterei quantomeno di vedere delle imperfezioni, diciamo, lungo il perimetro. Invece proprio sembra un pavimento perfetto, anche perché poi sono andato a vedermelo, ecco, varie volte mentre scavavate. Quindi abbiamo questo piano perfetto, liscio, senza apparentemente delle perturbazioni perimetrali, di dimensioni oggettivamente piccole, che necessariamente limitavano qualunque funzione, diciamo, strategica. Lei ha usato il termine torre, per me torre è qualcosa di strategico, ecco. Quindi qualcosa con una spessore importante, una resistenza importante, un'altezza necessariamente importante. Ecco, quindi ci sono diciamo, tutto questo complesso di riflessioni che personalmente mi mette in dubbio al concetto dell'utilizzo di quella piastra come piastra di fondazione di una torre, e quindi volevo che lei, diciamo, mi spiegasse un pochettino da dove deriva questa sua convinzione di quell'utilizzo potenziale di quella piastra, tenuto conto però di tutta questa serie di vincoli, ecco. Allora, grazie. Nell'ultima frase lei ha detto convinzione e potenziale, e già qua è un po' un ossimoro. Innanzitutto convinzione in archeologia, soprattutto in questa fase, non c'è nulla e sono tutte delle ipotesi. In secondo luogo, quella che noi abbiamo definito come piccola torre, perché nessuno sta parlando di qualcosa grande come il campanile, sarebbe impossibile date le dimensioni, è stata vista in profondità solo per un piccolo tratto. Noi non l'abbiamo scavata in tutti i 4 il perimetro innanzitutto, e in quel piccolo angolo che abbiamo visto la profondità e la struttura e quanto è piena. Abbiamo visto 2 fasi. La parte alta che lei vede, innanzitutto il muro da 1,20 m, non sappiamo, gli andava in appoggio eventualmente in un'altra area dove non abbiamo scavato, il muro è venuto fuori dopo. Ad aver trovato prima il muro e poi la torre avremmo sicuramente continuato in quella linea, purtroppo non abbiamo avuto questa fortuna. Certo è che bisogna anche lasciare qualcosa per i posteri, come Berchet ci ha lasciato a noi delle novità, noi lasceremo qualcosa per chi andrà a restaurare la pavimentazione fra altri 100 anni. E quindi non sappiamo se quel muro poteva andare in appoggio alla torre, essere collegato con la torre, questo non lo so.
non lo posso dire. Lei dice il muro sicuramente non gli stava sopra. No, perché? Poteva essere semplicemente un muro perimetrale in appoggio a questa struttura. La chiamiamo torre per la dimensione, per la struttura, è una cosa quadrangolare, non è una piastra, perché non è una piastra, non è una pavimentazione. Carotaggio delle profondità. Esatto, giusto. Abbiamo un carotaggio, qualche anno fa, in un altro lavoro non legato a noi, è stato fatto un carotaggio. Quel carotaggio ci dice che quella struttura ha una profondità che noi non abbiamo raggiunto di 1,70 m e sotto il 1,70 m ci sono i pali di legno di struttura, quindi per questo è una struttura piena, quadrangolare, che presenta due fasi, perché la fase sotto, quella che vi ho fatto vedere di prospetto, che è la fase più antica, ha un profilo lineare, omogeneo. Quella che lei definisce piastra e che ci ha posto delle domande è una fase successiva, perché è in leggero aggetto. Quindi è come se avessero sormontato 3 filari di mattoni in aggetto. Io di questa cosa non ve ne ho parlato perché facciamo fatica a dire che funzioni abbiano quei 3 filari in aggetto. E quindi è una delle cose che andremo ad approfondire, perché l'altra cosa strana è che, tolta la pavimentazione, è subito emersa. Quindi è possibile che l'ingegner Forcellino l'abbia vista? Ha scavato. Quindi come mai non ne abbiamo notizia? Come mai non ce ne ha dato? I rapporti stratigrafici ci dicono che tutte quelle strutture, e il coccio ce l'ha, sono precedenti. Quindi l'ingegnere Forcellini forse qualcosa di quello ha visto. Non ha dato la stessa importanza che dette invece Berchet. Berchet negli stessi anni ci ha dato una ricostruzione perfetta di tutte le strutture che ha trovato in piazza. Forcellini perché no? Forse perché la priorità in quell'istante era Palazzo Ducale. Era fondamentale tenere in piedi Palazzo Ducale, non si poteva perdere tempo con quello che fino a 2 anni fa venivano considerati ruinassi, anzi in alcuni cantieri ancora da alcuni, quindi forse è stata questa l'attenzione diversa. Uno studio fondamentale sarà quello sugli scritti dell'ingegner Forcellini, perché secondo me qualche appunto, qualche notizia deve esistere, magari qualche nota, uno schizzo, non lo so, però quindi deve aver, e magari quei 3 aggetti sono una fase successiva. Guardi, la fase successiva è sicuramente, perché me lo dice la stratigrafia, non riesco a capire quei 3 aggetti, però la struttura sotto, per quanto è una piccolissima torre, una torricella, non significa, nessuno sta dicendo che sono 3 piani di torre. Abbiamo anche pensato, appunto, essendoci questa darsena, poteva essere anche solo una piccola torre di avvistamento appunto per indicazioni, non per forza qualcosa di difensivo, poteva essere qualcosa in riferimento a questo castrum, castellum, palazzetto fortificato, ma non per forza di difesa, poteva anche essere effettivamente solo di avvistamento per le barche che arrivavano, come skyline, insomma qualcosa che permettesse l'entrata in darsena, se questa darsena effettivamente era su quella linea. Quindi in realtà che sia una torretta è quasi certo. Poi adesso le analisi, ad esempio su questa proveremo a fare la termoluminescenza, perché sono mattoni nuovi, cioè non sono di recupero, quindi con la termoluminescenza è una tecnica che praticamente si spara del laser sul mattone nuovo, appunto deve essere di nuova produzione, e riusciamo ad avere il momento in cui quel mattone è stato cotto. Quindi, essendo mattone nuovo, tendenzialmente ci dovrebbe dare una buona datazione di quella struttura, sia della piattaforma sopra, ma anche di quello sotto, perché in entrambi i casi i mattoni erano nuovi. E anche questo dato è importantissimo, perché fare mattoni nuovi costava. Cioè, quindi, se io non recupero il materiale, ma lo faccio nuovo, vuol dire che chi lo fa ha una disponibilità economica notevole. Non poteva essere una casetta,
e che quello che si faceva era molto importante, quindi tendenzialmente noi pensiamo appunto una torretta, forse di avvistamento, appunto qualcosa di questo tipo, connessa a quello che era il precedente Palazzo Ducale, che Palazzo Ducale alla fine, noi siamo esseri umani, ragioniamo da esseri umani, Palazzo Ducale a un certo punto viene fatto come lo vediamo adesso, no? Sopra qualcosa di precedente che ormai era fuori moda, cioè il castello medievale, 400, basta, insomma è brutto, no? Come noi ristrutturiamo le nostre case, a un certo punto sono vecchie e le vogliamo ristrutturare a gusto della nostra epoca. Semplificando molto è così il concetto, no? Facciamo qualcosa di nuovo, ma di fatto il ruolo rimaneva quello, un ruolo di un potere comunque centrale che lì doveva avere continuare ad avere il suo luogo. E quindi appunto fare mattone nuovo costava, per cui è altamente probabile che chi ha fatto questo elemento, questa torretta, avesse la disponibilità economica, come ad esempio quella di un potere, un governo centrale. No, aspetta un secondo perché sennò ti sentono. Grazie. Siete state bravissime. Io vi sono veramente grata perché avete lavorato bene, state continuando a lavorare, avete in mente di restituirci il più possibile le storie. Vi invidio così intimamente per questo lavoro che avete fatto così bello, cioè che vi segnerà nella vita, no? Resterete voi, quando sarete vecchi, lo racconterete ai nipotini, no? Cioè, voglio dire, è una cosa bellissima. Prego. Grazie. Beh, per noi sicuramente ogni scavo è emozionante, però Piazza San Marco chiaramente è Piazza San Marco, però ve lo dobbiamo dire, se questo scavo è stato uno scavo molto complicato, sia da un punto di vista logistico, sia da un punto di vista a volte anche antropologico. E io qua devo veramente ringraziare, lo faccio sempre in tutte le sedi, e quindi lo faccio anche adesso, ringraziare la dottoressa Rampazzo, Cinzia, e tutti i colleghi dello scavo, ma soprattutto Cinzia, perché coordinare uno scavo di questo tipo con le difficoltà logistiche, il carnevale, e Ca' Foscari che deve fare le lauree, i plateatici, il comune che deve comunque rimettere i Masegni e quindi ci dà una settimana di tempo per scavare, è complicatissimo, è stato complicatissimo. Io devo ringraziare veramente che ci fosse Cinzia, che ha un'esperienza alle spalle notevole, perché non era assolutamente scontato. E oltre Cinzia, appunto, devo ringraziare voi, perché ci avete dato, per noi archeologi spesso veniamo visti come un fastidio, no, sugli cantieri, perché rallentiamo i lavori, però invece grazie proprio al vostro interesse in quello che stavamo facendo, noi cercavamo, anzi loro più che altro sullo scavo, cercavano sempre di comunicare anche agli turisti, anche in inglese, chi chiedeva notizie su quello che stavano facendo, nonostante appunto la fretta di dover finire, però è stato un modo per rendervi partecipe e abbiamo pensato che fosse il modo migliore per raccontarvi in diretta quello che stavamo facendo e per farvi sentire parte, insomma, della vostra città e del fatto che stavamo recuperando di fatto la storia della vostra città. E il vostro appoggio è stato immediato fin da subito, e anche ringrazio soprattutto l'associazione Piazza San Marco come ente con cui ci siamo subito interfacciati anche per fare conferenze di questo tipo, perché viste le difficoltà anche appunto un appoggio da parte vostra, soprattutto per i colleghi sullo scavo, è stato fondamentale. Quindi grazie. Sì, infatti, come diceva Sara, noi avevamo a disposizione solo una settimana e quindi a volte abbiamo dovuto comprimere, abbiamo dovuto tirare fuori tutte le notizie che si potevano prendere in quella settimana, perché abbiamo cercato di rispettare il più possibile i tempi che erano dettati dal cantiere del comune. E questa cosa è venuta fuori anche sui giornali l'anno scorso. Per la prima volta si è parlato bene dell'archeologia e si è detto che non era l'archeologia a fermare i lavori. Vi assicuro che 3/4 delle volte non è mai l'archeologia che ferma i lavori, ma siamo sempre il capro espiatorio perfetto. Esatto. Perché abbiamo fatto anni fa un lavoro a Padova, alla stazione di Padova, noi abbiamo finito in 2 mesi, il sottopasso è stato fermo 3 anni, tutti i giorni
sul mattino c'era scritto che erano fermi i lavori per gli scavi archeologici, finiti nei primi 2 mesi. Per 3 anni è uscita questa notizia, quindi invece stavolta a Venezia si è detto nei giornali che questa cosa non era vera e che se c'erano stati degli altri problemi non erano legati all'archeologia. Questo è un cambio di mentalità che ha anche dato la città, che secondo me è molto importante. Un'altra cosa che mi piacerebbe dire è che, per esempio, noi abbiamo un sacco di problemi con l'acqua. Se voi vedete le foto sia di Giacomo Boni che di Berchet, non avevano il nostro stesso problema. Allora, 2 cose: sicuramente erano più bravi nel gestire l'acqua, abbiamo perso probabilmente, con l'aiuto di tutte le cose tecnologiche che abbiamo, siamo meno bravi, e questo faccio mea colpa. E poi purtroppo il dato di fatto: entra più acqua in laguna. I lavori degli anni 50 ci hanno danneggiato anche in questo senso.